Bentrovati. È cominciata la campagna pubblicitaria televisiva con la quale la Conferenza Episcopale Italiana invita i cittadini a sottoscrivere nella prossima dichiarazione dei redditi l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Nello spot "Chiedilo a loro" vengono coinvolti preti e suori in luoghi dove regnano le malattie, disperazione, povertà, umanità che soffre, inducendo quindi chi lo guarda a pensare che il denaro che la Chiesa di Roma incassa con l'8 per 1000 sia usato per scopi caritatevoli. Per queste campagne pubblicitarie sono ideate dalla Saatchi & Saatchi, per capirci, la società che promuove aziende come l'Eni e Toyota, eccetera. Nel 2013 il costo pagato dalla CEI a questa azienda proprio per questi spot pubblicitari è stato di 9.834.000 euro. Queste notizie sono ricavate da un'inchiesta di Marco Lillo e Carlo Tecce e pubblicate sul Fatto Quotidiano. Il 19 novembre scorso la Corte dei Conti ha messo sotto accusa l'8 per 1000 che il concordato del 1984 di Craxi ha sostituito la cosiddetta congrua che serviva a pagare lo stipendio dei preti. I giudici contabili sottolineano che i soldi incassati dalle varie religioni, in primis dalla Chiesa di Roma, sono esagerati e l'attuale sistema avvantaggia le confessioni religiose. Infatti, anche il gettito di chi non sceglie nessuno, ovvero di coloro che non destinano l'8 per 1000 né allo Stato né alle diverse religioni, viene attribuito con la stessa percentuale ottenuta da chi ha fatto invece la scelta. E così, ad esempio, nel 2012 la Chiesa Cattolica ha beneficiato di oltre l'83% dell'intero incasso dell'8 per 1000 a fronte del 37% dei contribuenti che avevano optato a suo favore. La somma dell'intero 8 per 1000 per l'anno in corso è stato di 1.278 milioni di euro, di cui di questi miliardi, di questi soldi 1.054 milioni è stato destinato alla Chiesa Cattolica. Sembra incredibile, ma questo dicono le cifre ufficiali. La Corte dei Conti poi ricorda, portandolo come esempio, che la questione in Spagna è stata risolta tra lo Stato e le varie confessioni religiose, attribuendo loro esclusivamente gli importi che i contribuenti destinano direttamente dalle loro denunce fiscali, lasciando nelle casse dell'erario pubblico l'importo che i contribuenti spagnoli hanno deciso di non assegnare a nessuna religione. Se la normativa spagnola fosse in vigore anche in Italia, porterebbe un risparmio per le casse pubbliche di circa 600 milioni di euro. La Corte dei Conti critica anche la ripartizione che la Chiesa Cattolica fa dell'8 per 1000 incassato. Per esempio, solo il 23% nel 2012 è stato usato per scopi caritatevoli, eppure, come sappiamo, la campagna pubblicitaria è impostata tutta sulla carità cristiana. Poi il 33% va al sostentamento del clero, che come sappiamo era lo scopo istituzionale della legge, mentre il rimanente 44% è andato a delle misteriose esigenze di culto. Poi la Corte bacchetta anche lo Stato perché la sua quota dell'8 per 1000, che per legge dovrebbe essere destinata alla lotta alla fame nel mondo, all'assistenza dei rifugiati e alle calamità naturali, viene totalmente disattesa. Tant'è, per fare un esempio, nel 2011 e nel 2012 gli stanziamenti per questi scopi sono stati azzerati, mentre nel 2013 è stata stanziata la vergognosa somma di 404.000 euro per 4 progetti in Africa. Insomma, da questi numeri, da questi bilanci emerge un fatto inconfutabile e non più rinviabile. L'8 per 1000 deve essere rinegoziato con la Chiesa di Roma. Purtroppo siamo un paese con una classe politica ed un governo che prende ordini o trema di paura appena il presidente della CEI si dice in disaccordo, anche se sono certo che Papa Bergoglio non farebbe le barricate per difendere questi privilegi. Solo pochi giorni fa Francesco, nei confronti di una chiesa affarista che fa peccato di scandalo, ha lanciato un suo anatema. Ci sono due cose che il popolo di Dio non può perdonare: un prete attaccato ai soldi e un prete che maltratta la gente. La redenzione è gratuita. Quante volte vediamo che entrando in una chiesa ancora oggi c'è lì la lista dei prezzi per il battesimo, la benedizione, le intenzioni per la messa, e il popolo si scandalizza. Dopo queste dichiarazioni il presidente della CEI, Cardinal Bagnasco, arrivando evidentemente direttamente da Marte, ha dichiarato di condividere le parole del Papa. I sacramenti non sono pagati in nessun modo, non si può essere un commercio tra le cose sacre. Le offerte che i fedeli intendono dare in forma libera, SIG, sono un modo per contribuire alla necessità materiale della Chiesa.
Ma per queste esigenze, caro Monsignor Bagnasco, non c'è appunto l'8 per 1000? Ci vediamo giovedì prossimo. Dare in forma libera, SIG, sono un modo per contribuire alla necessità materiale della Chiesa. Ma per queste esigenze, caro Monsignor Bagnasco, non c'è appunto l'8 per 1000? Ci vediamo giovedì prossimo.